Amici bellini, è andata molto bene anche la giornata di ieri, perché in attesa dei recuperi noi su una squadra potevamo fare conto, insomma fare affidamento, e cioè sulla Roma che batte la Lazio, e quindi ci va bene a noi perché onestamente la Roma non la consideriamo giocare lo stesso campionato che stiamo giocando noi, con tutto il rispetto. Hanno perso troppo tempo, come è capitato a noi l'anno scorso, quest'anno a loro. Ma noi, invece di fare un'analisi generale, il recap di tutto il giorno d'andata che arriverà, godiamoci questa partita. Cominciamo. Sì, io quando poi vi dicevo lo 0-6 della Lazio pesa e peserà, perché scricchialano le ginocchia, ti vengono dei tarli in mente, siamo vulnerabili, eccetera, eccetera. Dopodiché, oltre al quando, c'è anche il fatto che il derby è una partita a sé. Benvenuto Aniello De Biase, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Gli ultimi due video tra la live e la reaction sono andati benissimo, sono io che ringrazio voi, e questo video, come la reaction, come la live, non ha alcun significato, ma ci tengo a dedicarlo interamente a Daniele. Daniele non è un tifoso qualsiasi, da quello che abbiamo capito, dalle parole che abbiamo visto, insomma, scrivere da tutti i giocatori del Napoli, da quello che abbiamo capito ha dato lui forza a loro, e mentre stava, insomma, in una situazione delicata, ha dato lui degli insegnamenti alla squadra. E quindi gli dedichiamo tutto il possibile. Voi lasciate un like per l'analisi, che ci tuffiamo nell'analisi tattica. Eccoci qua, e partiamo dal calcio d'inizio, come piace fare, dove qua sembra il Napoli schierato quasi con un 4-2, ma non è così. In realtà è il Napoli che studia la partita, studia l'avversario, e quindi Spinazzola parte in quella zona un po' più dietro perché va a ricevere lo spiovente che la Fiorentina farà in questa zona. Ricordate il famoso lancio che si faceva con Mazzarri verso Cristian Maggio? Ecco questo, anche se l'obiettivo doveva essere evidentemente aggredire una seconda palla, perché se tu lanci una palla alta a Dodò, è chiaro che Olivera ha la meglio, però vedete che Spinazzola era andato qui a coprire, visto che Olivera va, la zona è sua, e Spinazzola viene a coprire. Mi avevano chiesto di rivedere le immagini, insomma, del fuorigioco, perché nei replay non si fermano proprio al momento in cui la palla si stacca dai piedi di Spinazzola. A me sembra abbastanza evidente. Possiamo tirare la linea, no, cioè la linea si tira sul difensore, però credo che sia abbastanza evidente, ce ne andiamo per un'idea. In realtà quello che è interessante è che se Olivera l'avesse lasciata andare, questa palla, io sono convintissimo che Spinazzola l'aveva indirizzata verso Lukaku. Se Olivera avesse lasciato a Lukaku non è in fuorigioco, Olivera fa questo movimento qua, sarebbe stato l'ideale, invece purtroppo Olivera la intercetta. E poi anche su questo passaggio da Olivera a Lukaku, anche Lukaku è in fuorigioco, quindi niente da fare. Questo è il momento in cui in reaction mi sono sentito di dire che Neres ha fatto una cosa, non è che stava facendo la partita di Politano, però lì a piede invertito sulla destra, vado avanti, vado indietro, così. Poi quando scarica il tiro, che finisce, no, questo non è la perché va più così, finisce nei cantieri, perché poi sulle gru, perché qua stanno ancora facendo i lavori allo stadio, Politano, però rispetto a Politano Neres ci ha fatto vedere un repertorio molto più ampio che vedremo tra poco. E parte da qui la mezzaluna che Neres fa per prendere il pallone e darla rasoterra verso il Lukaku, che fa il Lukaku, cioè mantiene alle sue spalle il suo marcatore e la smista di prima, e questo poi è quello che rende efficace un'azione d'attacco. E quindi l'azione la comincia Neres e la finisce Neres. In mezzo uno scambio che sembra banale, ma che non lo è, perché sta tutta lì la forza di Lukaku. Se Lukaku riesce a fare 2 o 3 di queste azioni a partita, siamo a cavallo. Il gol di Neres è inutile che ve lo faccio vedere, perché si gode di quel gol solamente guardando il video, dove vedi la resistenza, che cercano di buttarlo a terra, quel passetto in più che fa avanzando con la palla
spostando la palla col sinistro di esterno per mandare fuori tempo Ranieri, e poi il tiro sotto la traversa di destro non banale. Ma quello te lo godi video, screenshot non ha senso. Screenshot invece questo tiro di Mandragora, che poi verrà deviato. È una deviazione abbastanza pesante che porterà Meret a fare una parata che io pensavo fosse più facile, ma poi si deve allungare. Quindi questa è la prima parata di Meret al 38esimo. Poi insomma c'è il gol di Keane, la mano è netta, quindi con buona pace dei vari palmieri, i palmati, i Tancredi palmati che si vogliono. Almeno se tu devi fare dei post per l'interazione, fatti la spunta blu, ti fai una cosa di soldi e ti fai insultare, ma almeno ti fai una cosa di soldi. Se non hai nemmeno la spunta blu su X, fai più bella figura se non dici niente. Un consiglio mio da esperto del web, più che altro. E passiamo direttamente al secondo tempo, ma in questo caso faccio parlare il mio collaboratore. L'azione analizzata è quella del 51esimo minuto, in cui vediamo protagonisti Anguissa che tiene palla, Neres e Lukaku. Diciamo subito che secondo la simulazione Neres e Lukaku propendono per la scelta giusta. Infatti Neres ha alte probabilità di fare un passaggio chiave e Lukaku ha alte probabilità di entrare in area di rigore con la palla. L'analisi si concentra sull'eventuale scelta di Anguissa, che secondo la simulazione perde un tempo di gioco gli permette di passare subito in profondità verso Lukaku, e in realtà la simulazione in quella frazione di secondo consiglia a alte probabilità Anguissa di continuare a portare palla. La simulazione tiene conto anche delle caratteristiche di Anguissa, che non è proprio avvezzo a fare passaggi precisi in profondità, e quindi dà le stesse probabilità di fare un passaggio sempre e un passaggio in profondità. A quel punto sappiamo che poi Anguissa sceglie di passare centralmente verso Neres, che come dicevamo poc'anzi ha alte probabilità di fare un passaggio chiave verso Lukaku. E mi inserisco dicendo che poi alla fine arriverà McTominay, che toglierà addirittura la possibilità del tiro a Lukaku, McTominay poi la tira sull'esterno della rete. Molto interessante. Uno dei rigori più netti. Qualcuno, ecco, se volete fare interazione sui social, dite per esempio non l'ha manco sfiorato, fate sfumazzare a qualcuno e arrivano a spiegare così uno dei rigori più clamorosi mai visti nella mia vita. Bravo Anguissa a fare il pressing e a recuperare il pallone pulito. Qua Moreno pecca un po' di esperienza, proprio va a falciare. Lukaku spiazza De Gea senza angolarla molto, ma vi devo far vedere una cosa: che Lukaku il pallone non lo guarda mai fino all'ultimo, poi fa l'arresto della corsa fino all'ultimo guarda De Gea e aspetta il movimento del portiere per poi metterla facile dall'altra parte. La ciabatta anche un pochino, spinge il pallone verso terra. Secondo me è anche una cosa che si fa di proposito per non far alzarlo il pallone troppo. Sempre la paura che magari una zolla ti parte così. Invece se spingi verso terra il pallone rimbalza sul terreno ma non si alza, e quindi onore a Lukaku che guarda il portiere e quindi sceglie di rischiare di meno. La parata di Meret non facile sul tiro, non facile, abbastanza centrale alla fine, però c'ha un bel riflesso, e quando le parate sono poche vuol dire che il portiere sta a freddo, quindi resta comunque importante. Il tiro lo scocca Mandragora di destro su una palla smorzata di spalla da McTominay, e Meret la para qui, dopodiché il salvataggio di Rachmani è ancora più eclatante. Qui mani dietro la schiena, tutto attaccato al corpo, non si rischia niente. Bravo Rachmani, tiriamo. Io tifoso della Viola tirerei anche un po' le orecchie a Beltran, perché aveva tante altre soluzioni, diciamo gli ha tirato un po' addosso, E qui arriva il gol di McTominay. La particolarità, leggevo tifosi del Manchester United che parlavano: ha segnato Lukaku e ha segnato McTominay a De Gea. Quindi i tifosi del Manchester United che si sono divertiti a guardare questa partita. Qua sottolineiamo che perde una brutta palla Dodò, e Anguissa ne approfitta, la porta avanti, il cross viene un po' smorzato. Dopodiché qui Comuzzo, nel tentativo di anticipare Lukaku, invece di spazzarla via, se la aggiusta come se la volesse controllare, ma arriva il falco scozzese pronto a fare non è un tap-in, ma diciamo è a colpo sicuro, lo fredda il portiere. E al fischio finale quello che
che esulta subito più di tutti con le mani al cielo, e Simeone fa bene. Io lo devo ripetere sempre perché è importantissimo avere una panchina mentalizzata quando c'hai poche partite da giocare. Questa esultanza di Simeone vale tanto perché Conte si porta il suo pupillo. Simeone quando gioca, e un pochino di spazio se lo sta ritagliando con merito Giovanni Simeone. Nel ricordarvi quanto è bello Oriali, che è veramente bellissimo, arriviamo all'ennesima, e lo dobbiamo fare ad ogni partita perché ad ogni partita succede, le posizioni dei terzini stanno diventando anche sempre più estreme, perché una cosa è che tu vedi in questa zona vicino al centrocampo il terzino, ma vederlo proprio mezzala offensiva destra ad andare a rendere la catena di destra ancora più pericolosa e quindi sovraccaricare una zona di campo, lo fa Olivera in questo caso e lo fa Di Lorenzo dalla parte opposta nel inizio secondo tempo. Quindi diamo i meriti ad Olivera, diamo i meriti a Di Lorenzo sicuramente, ma soprattutto quando poi lo fanno tutti, il merito va all'allenatore che certe cose le prepara, perché queste non sono cose che puoi fare di tua spontanea volontà. Mentre si fa questo, poi si devono fare dei contromovimenti per non farti trovare impreparato. Sono cose studiate, che bello Oriali. E questa era la chicca che vi volevo far vedere, di cui vi ho parlato in live al 66esimo. Napoli che fa un buon pressing in avanti. Beltran era uno di quelli che ti poteva dare fastidio perché poteva venire tra le linee e tu difensore non sai se seguirlo o no. In questo caso Rachmani decide di seguirlo fino a oltre al centrocampo. E che cosa succede? Prima di tutto guardate Lobot, vede la situazione e già è pronto col corpo ad andare a prendere la posizione di Rachmani per non lasciare mai Juan Jesus 1 contro 1 con Ken. La seconda cosa positiva è che Rachmani completa il compito, perché se non riesci ad anticiparlo e se non riesci a togliere il pallone, almeno devi far fallo in modo tale che l'azione non si sviluppa, non lo fai andare via ed è un fallo tranquillo che non ti porta a munizione, un fallo di controllo tranquillamente, quindi si ferma l'azione e ti risistemi. Ma mentre Rachmani sta tornando verso la sua posizione in difesa, Lobotka ha già bloccato quella posizione. Mi sposto? Lo vedete? È andato praticamente a dare compagnia a Juan Jesus per il raddoppio su Ken. E solo quando Rachmani ha recuperato la sua posizione, Lobotka gli dice: ce l'hai? Lo tieni? Benissimo. Ecco che Lobotka può tornare in avanti e va al disturbo su Beltran, che è ritornato in posizione centrale. Sottolineiamo anche Lukaku che viene a dare una mano nella prima pressione, e si è ricreato il 2 contro 1 Rachmani, Juan Jesus e Ken là dietro. Direi perfetto. Questo poi è l'aiutarsi di squadra, il fare dei movimenti sincronizzati. Tu vai a rompere la linea, benissimo, ti copro io, so già cosa fare in caso che. È tutto questo che probabilmente l'anno scorso è venuto a mancare insieme a tante altre cose. L'azione poi si sviluppa e si chiude l'azione della Fiorentina per un attimo quando questo passaggio verso Gosens viene intercettato da un Neres che fa la fase difensiva, si abbassa quando si deve abbassare, intercetta il pallone, poi Gosens lo recupererà, ma insomma blocca un'azione e la Fiorentina deve ripartire. Sempre questo per sottolineare che la fase difensiva non la fa solo Politano, la fanno tutti. Pagelle per me abbastanza semplici, poi potete differire, avere delle opinioni diverse sui numeri, lo sapete che sui numeri difficile andare d'accordo, però 7 a Meret penso si può dare, perché ti sembra darti più sicurezza se arriva un tiro e lo para. Qualche incerta uscita su Ken, un'uscita alta dove non l'ha presa, non è stata una partita perfettissima, però altro clean sheet, si merita Meret di prendere secondo me questo voto. Forse quello un pochino sottotono è stato Di Lorenzo, addirittura Fantacalcio gli ha dato 5, risultato di un 5,5 più l'ammonizione, insomma ammonizione ci può stare. Però io darei 6 a Di Lorenzo, do 7,5 a Rachmani, 7 a Juan Jesus e 7 a Olivera. Tutti per motivi diversi, ovviamente. Rachmani ha fatto un partitone. Oltre alla partita pulita che fa Juan Jesus, ci sono anche questi interventi di stoppo
quando blocchi i tiri o quando ti metti a schermo, che sono anche più flashy, come si dice, che sono più vistosi, ecco, ti spelli le mani, bravo Rachmani, queste cose, bravo Rachmani, ti spelli le mani, mangi il pollo con le mani, e quindi così. Poi Juan Jesus ha fatto una partita pulitissima, non dirò nulla su Juan Jesus perché mi sono scocciato, e Oliveira, lo sappiamo, sta facendo un lavoro tattico preziosissimo, poi anche lui qualche cosa, qualche sbavatura, le sbavature ci sono state, ragazzi, perché comunque la Fiorentina non è una squadra scarsa, assolutamente. Hanno avuto un momento di flessione, stanno avendo un momento di flessione dopo un inizio fantasmagorico, come sta avendo un momento di flessione la Lazio, come lo ha avuto all'inizio l'Atalanta, l'Inter qualche passaggio ha avuto, come noi d'altra parte, però non è una squadra scarsa, e imporsi 0-3 su quel campo, tra l'altro continuano ad arrivarmi segnalazioni, insomma, di un ambiente non per la quale a Firenze mi dispiace tantissimo, perché non è la prima volta e non accennano a migliorare, e purtroppo parliamo di giornalisti cacciati da certe zone dello stadio senza motivo logico, senza dare spiegazioni, in malo modo. Addirittura ho letto, adesso sto leggendo Stellini, no, il fratello di Conte, sono spariti i cavi per l'analisi della gara, non so che cosa così, insomma, oltre a altre notizie che si leggevano, il karaoke, non puoi fare la canzone napoletana, insomma, permettetemi di godermela una volta di più una vittoria a Firenze, la mi porti un bacione a Firenze, e va bene così. Mi dispiace che debbano pagare tutti, però sono troppi, sono un po' troppi, sono 4 cretini, i famosi 4 stupidi, sono penso un 40.000 che si comportano all'unisono così, e non è la prima volta e non sarà l'ultima, quindi mi fa piacere 2 volte aver vinto sportivamente lì. 7 Anghissà, 7 Lobotka, 7 McTominay, si stanno cominciando a capire sempre di più. A Anghissà lo cominciamo a vedere anche in tutte le zone del campo, come è giusto che sia. McTominay arriva poi anche partendo più dietro, ma arriva a riempire l'area e a concludere. Sulla Lobotka che dobbiamo parlare a fare, proprio non c'è proprio bisogno. Posso dare 7,5, cioè lo stesso voto di Rachmani a Neres. Il pallone del migliore in campo per me va a lui, perché spacca la partita, perché è capace di giocare di prima con i compagni, ma anche di andare in assolo. E che bello che ha fatto questa prestazione anche sulla destra, così non dobbiamo per forza affannarci a dire forse gioca meglio a sinistra, a destra, così creare questo dualismo inutile con Kvar. Possono andare benissimo d'accordo entrambi in campo e ce la giochiamo tatticamente in una partita voi più Politano, una partita voi più Neres, voi più Kvar. È un lusso che ci dobbiamo godere, avere tutti questi giocatori di qualità. A Lukaku do anche 7, perché comunque assist, gol e questo lavoro che sta cominciando a fare con un po' più di continuità alla partita. Qualche duello lo deve perdere, ragazzi, non vi preoccupate, ma se conclude siamo a 12 tra gol e assist. Se bissa questo rendimento anche nel girone di ritorno 24, io sono contento per il primo anno di Lukaku, poi ne parliamo. E voglio dare un 6,5 a Spinazzola, che si è comportato bene in questo ruolo dove lui è abbastanza comodo e non è morto fisicamente durante il primo tempo, quindi molto bene. Menzione speciale per Simeone, gli diamo un 6, ma giusto perché entra al 72esimo, si batte, lotta, qualche occasione se la crea. Dopodiché diamo il bentornato a Mazzocchi, che si mette al posto di Oliveira, un Gong al posto di Neres. Poi vediamo anche Gilmour al posto di Lobotka e Raspadori che finisce qui, ma che poi darà una mano in questa zona. Il Monzalangue, purtroppo la vedo dura, la vedo difficile. Il Venezia subito a seguire, e poi Lecce, Cagliari, Como, Verona, Parma, Genoa e Empoli sono tutte in 3 punti, quindi veramente può cambiare qualsiasi cosa per la retrocessione. Si stacca di un punto il Torino, che aveva cominciato molto bene, poi perso Zapata, si sono un po' persi. La Roma con questa vittoria respira un pochino, ma sta sempre nel club dei 23 punti e insomma adesso se ne può fare 44. È un grandissimo risultato il 44 punti del Napoli in un girone
Benissimo, se la Roma fa un grandissimo risultato nel girone di ritorno, hanno messo tutto a posto, tutto si trova così, e fanno 44 punti, le aggiungi ai 23, diventano 67, che magari ti possono garantire forse una Conference League, ma per l'Europa, per la Champions, purtroppo non è matematicamente possibile, perché si può squagliare la Fiorentina, si può squagliare la Lazio, ma nel frattempo ci sarà la Juventus che non mollerà, credo io, che non mollerà, ma politicamente non potrà mollare. Il Bologna, lo stesso Milan, l'Udinese, vediamo un pochino. Quindi sono troppe squadre. È così che va la matematica. Teniamo presente che questo purtroppo non è una classifica definitiva, perché l'Atalanta deve recuperare, l'Inter ne deve recuperare 2, la Juve, la Fiorentina ne devono recuperare e il Milan e il Bologna altre 2. Quindi godiamocela finché è così. Che poi vediamo, ma è qualche cosa di straordinario e Conte e la squadra meritano tutti i nostri complimenti. Credo di aver vinto, il like finale, credo di aver vinto uno dei la Coppa Italia del Fantacalcio. Devo capire perché le regole non mi erano chiarissime, però Caprari e Sebastiano Esposito, contro di loro non si scherza, quindi mi porto un trofeo a casa e poi seguite, insomma, cliccate sulla campanella in modo tale che vi posso aggiornare su tutta una serie di cose. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra su questo Napoli. Adesso sarà ancora più interessante affrontare il girone di ritorno, perché le squadre le conosciamo un po' meglio. Dove possiamo andare a recuperare quei punti perduti?